Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo primo webinar che organizziamo in collaborazione con Cribis, partner onorario di Fondazione Nord-Est, che accompagna la Fondazione Nord-Est su tutti i temi, le ricerche e le analisi che riguardano l'ambito finanziario, sostenendo l'Osservatorio di Fondazione Nord-Est sulla finanza e la crescita delle imprese. Oggi abbiamo due ospiti molto interessanti che ci aiuteranno a riflettere insieme su un tema rilevante per le imprese, quello del rating, sia come vengono costruiti questi rating, come vengono utilizzati, come possono diventare uno strumento utile per l'azienda e per la sua competitività. Abbiamo presenti che ci accompagnano in questa ora di condivisione e di riflessione, il dottor Stefano Zecchi, che è formatore e consulente per Cribis su queste tematiche, e il dottor Andrea Bolla, che è l'amministratore delegato di Vivigas e vicepresidente del Fondo Pensione Solidarietà Veneto. La giornata, il momento si organizza così: una prima presentazione da parte del dottor Zecchi, che ci aiuterà veramente a capire anche gli aspetti tecnici legati al rating, e una parte invece più, diciamo, a carattere, con stile imprenditoriale, da parte del dottor Bolla, che racconterà anche la sua esperienza come imprenditore rispetto alla tematica del rating. Alla fine delle relazioni ci sarà un momento di dialogo e di confronto. Tutti voi partecipanti potete tranquillamente, attraverso le domande, porre le vostre questioni ai due relatori, e quindi direi avviamo subito il confronto, il dibattito con la relazione del dottor Zecchi. Un momento solo che passiamo alla possibilità dello schermo. Eccoci qua. Prego, adesso noi vediamo tutti la sua presentazione. Ok, io ho condiviso, quindi me la prendo da me e vado avanti così. Sì. Aspetta. Vabbè, questo è... Buongiorno a tutti, io sono Stefano Zecchi, mi occupo dello sviluppo associativo e della formazione in Cribis. Però, aspetti, voglio fare una roba. Io non vi vedo però. Non mi No, vede? vediamo le slide, però tranquillamente noi, e anche Ah, tutti i tre perfetto. relatori. Ok, va bene. Giornata si diceva impegnativa, i tempi sono abbastanza stretti per raccontare un po' lo sviluppo di ieri, oggi e domani del rating, però insomma ci buttiamo e vediamo un attimo come venirne fuori. La cosa che vorrei fare innanzitutto è quella di chiarire un po' la terminologia e di condividere la terminologia che porterò avanti nelle prossime slide. Quindi si sente sempre parlare di rating e si sente sempre parlare di scoring. Che cosa sono? Che differenze che ci sono tra i due strumenti? Come rating noi siamo abituati ad associare un valore di una scala che di solito vediamo le lettere che conosciamo tutti, A e così via, una scala a cui corrisponde tecnicamente dal punto di vista diciamo, della metodologia una probabilità di default, quindi una probabilità che l'azienda possa fallire nei 12 mesi successivi al calcolo del rating. Ieri, oggi e domani, di fatto, il calcolo del rating ha un modello che si basa su elementi quantitativi, qualitativi e fondamentali, poi li vedremo meglio, è naturalmente parametrato dal settore di attività dell'azienda e grande differenza rispetto allo scoring è un'opinione di un analista che guida tutto lo studio, che guida tutta la ricerca e che praticamente arriva da solo o molto spesso alla luce di una decisione di un comitato alla valutazione finale del rating. Il rating per natura ha una visione prospettica, quindi si guarda avanti. Lo scoring cos'è? Lo scoring è un punteggio, di fatto, è una classifica, ho omesso di mettere la classifica del campionato di Serie A, per chiarirci, ma di fatto è una classifica, è una fotografia dello stato dell'arte in quel momento di come
è credibile o meno un'azienda dal punto di vista creditizio, se lo proprio dal punto di vista creditizio, oppure calcistico, se è calcistico. Sono stati utilizzati dei modelli statistici che sono, diciamo, predefiniti, così come sappiamo quali sono le regole per determinare la classifica del campionato di calcio. Sono dati oggettivi, quindi non ci sono stime, opinioni o dati qualitativi da interpretare, invece che nel rating li troviamo. Sono dati oggettivi, cioè è così, hai vinto la partita, hai perso la partita. Non c'è un contributo dell'analista, sono le macchine che producono, l'analista eventualmente interpreta. Ha una visione più prospettica e più commerciale che non in rating. Io di solito uso un'immagine come questa, della serie, se considerate il frame, dentro siamo in uno scoring, anche se oggi di scoring hanno, soprattutto anche i nostri scoring di Cribis, una valenza anche predittiva, oltre che di fotografia dell'istante in cui si sta osservando il fenomeno. Se invece guardate l'immagine nel suo complesso, vedete che all'orizzonte c'è un bel tempo che probabilmente, anzi sicuramente, sia lo scoring predittivo che soprattutto il rating catturano. Ieri, oggi e domani. Ieri, se vi ricordate, noi quando eravamo non più di una decina di anni fa, quando sentivi parlare di rating, ci venivano in mente questi nomi, perlomeno a noi del settore, che sono Moody's, Standard & Poor's, Fitch, oggi due nostri concorrenti peraltro, che magari al telegiornale la sera, mentre eravamo a cena, qualcuno ci annunciava che avevano declassato o upgradato un paese in termini di qualità dell'affidabilità di quel paese nei confronti dell'emissione dei titoli di quel paese. All'improvviso succede una cosa di questo tipo qua. Dal 1° di gennaio del 2007 anche noi imprenditori, anch'io sono imprenditore, cominciamo a sentire parlare di rating. Un rating che in un qualche modo ci viene a stimolare, perché ci viene chiesto dalla banca e ci viene offerto dalla banca come un parametro. Ogni banca peraltro ha il suo, quindi c'è chi è un R2, chi è un K2, chi è un A1, insomma un po' un disastro dal punto di vista dell'omogeneizzazione, nel senso che Basilea 2 cosa ha fatto? Ha imposto alle banche di valutare un rating per ogni posizione affidata, quindi per ogni azienda affidata, per tutta una serie di ragioni. Da un lato per essere anche più oggettivi nell'interpretazione, dall'altro per avere una visione di sintesi che noi comunque si andava a perdere nella semplice lettura di una pratica di fido, no? Dall'altra parte invece anche per cercare di mettere in piedi un sistema di valutazione omogeneo, cosa che peraltro non è accaduta, per cui se uno oggi è cliente di 5 banche ha 5 rating diversi probabilmente, o si spera tutti ottimi, però comunque con scale diverse, con una difficile interpretazione tra le singole scale. Quindi non è che dalla mattina alla sera le banche si sono svegliate e hanno detto aspetta che cominciamo anche noi a fare quello che fanno le grandi società che si occupano di rating, ma è un obbligo di Basilea 2. Quindi dal 1° gennaio 2007 noi siamo caduti in questo, non dico trappola, ma insomma in questo meccanismo di valutazione. Ieri, quindi siamo sempre nel tema cosa è accaduto, di fatto si è cominciato a lavorare in termini di elaborazione di modelli di rating, di valutazione di rating con dei modelli che analizzavano, come si diceva prima, gli aspetti quantitativi, che sono tipicamente quelli legati al bilancio, alla centrale rischi, CRIF, piuttosto che altre informazioni, gli aspetti qualitativi che sono legati quasi sempre ad un questionario, a un report che di solito nelle grandi banche, ma anche ormai nelle piccole, il gestore compila e abilita, e una sorta di behavior, quindi un andamento dell'impresa nei confronti della banca, ma anche del sistema. Io qui erroneamente metto centrale rischi su aspetti quantitativi, ma di fatto di solito vengono considerati come aspetti andamentali, anche se sono di fatto dei numeri che fotografiamo dal punto di vista quantitativo. L'andamentale è catturato da parte della banca sull'impresa, sia sul mondo della centrale dei rischi, dove può fare benchmarking, sia soprattutto sul suo mondo. E qui c'è un primo problema, nel senso che se tu con quella banca lavori poco, imprenditore, comunque quella banca ti dà un rating e magari quella banca ti affida, ma stai lavorando di più con la banca nel marciapiede di fronte, a questo punto, che però ti dà un altro rating che forse è più penalizzante di questo, perché ti conosce meglio e quindi sa meglio come tu muovi i conti.
Obiettivo finale del modello, sempre quello che vi dicevo prima, PD, probabilità di default a 12 mesi. Ho trovato un grafico interessante che ci fa vedere e ci esplode come quanto sia importante ogni tipo di analisi delle tre considerate per quanto riguarda la dimensione del business. Cioè, la clientela corporate viene valutata al 50% per quanta è la posizione, per quelle che sono informazioni che provengono dal bilancio, informazioni di carattere finanziario. Quindi, al contrario della clientela small business, che viene valutata solo al 10% per il bilancio che propone, per tutta una serie di ragioni, insomma, anche legate al fatto che alcune aziende hanno dei bilanci diciamo easy, o comunque alcune manco le presentano, non sono obbligate a presentarlo, ma insomma non sarebbe questo il caso. Dal punto di vista fondamentale invece vedete come la small business è valutata all'85% nei modelli di scoring come peso, contro un 40% del corporate. La qualitativa pesa poco, ma pesa poco per il momento, pesa poco, qui siamo a ieri, vi ricordo, perché sulla qualitativa ci stanno tutta una serie di valutazioni che stanno sempre diventando più importanti. Vabbè, il modello di rischio di credito che si esprime di solito è questo, quindi la PD che noi andiamo a calcolare entra in un modello dove viene considerata unitamente all'LGD, che è quanto perdi in percentuale nel caso questa azienda salti per aria, vabbè, al netto delle garanzie, e quanto ho in termini di valore in questo momento che l'azienda salta per aria affidato, rispetto anche a quanto dura il prestito. L'obiettivo quindi è calcolare poi una perdita attesa che alla banca serve unicamente per capire quanto accantonare, quindi quanto proteggersi dal punto di vista del proprio capitale nel caso che questa operazione non abbia successo, quindi che l'azienda salti. Un dato molto interessante che ho trovato è anche questo relativamente alla tipologia di banche, è che sostanzialmente il 91,8% delle grandi e medie banche affida al rating il giudizio definitivo, cioè un 91,8% vuol dire che se il rating è buono ti do i quattrini, se non è buono non te li do. Vedete come cala questo valore, diciamo, proporzionalmente al fatto che invece aumenta una relazione una relazione che c'è tra la banca e il cliente, che si presume sia molto più vicina e molto più forte a livello di banche del territorio rispetto a banche centrali o banche nazionali. Però è un dato molto interessante, è un dato su cui c'è veramente da riflettere, nel senso che il 91,8% di fatto è tutto lì. Una cosa che vi invito a fare, se avete tempo, è guardare questo film, che è Inside Job, magari qualcuno di voi lo conosce, perché una cosa che non ho detto all'inizio volutamente perché me la sono tenuta qua, è che comunque il rating viene da tutti, non dico venduto, ma insomma viene descritto come un'opinione. Cioè io ti do la mia opinione in termini di rating su quello che penso della tua azienda, su quello che la tua azienda rappresenta per me dal punto di vista del rischio creditizio. Questi signori che vedete rappresentati sotto sono i CEO delle tre grosse organizzazioni che vi ho fatto vedere prima, che sono occupati di rating, relativamente alla deposizione che hanno fatto al Senato americano per quanto riguarda l'opinione che loro hanno dato a Lehman Brothers. L'opinione che loro davano a Lehman Brothers, è noto a tutti, era il massimo delle opinioni possibili. Quindi come mai è andata a finire così? Noi abbiamo espresso un'opinione e la nostra opinione non era vincolante al fatto che tu potessi comprare, caro fondo pensione americano o investitore americano. Siamo sempre nel ieri o siamo già all'oggi con questo tema dell'opinione? Eccoci qua. Beh, insomma, è carino, il film è molto carino. Bene, vi dicevo, siamo a oggi, i dati di fatto aumentano per alimentare i modelli di rating, quindi oltre alle tre componenti che abbiamo già visto, già oggi si parla di nuovi dati dal punto di vista del quantitativo che provengono anche banalmente da un'interpretazione del testo dei dati della nota integrativa del bilancio, quindi c'è un software che va a pescare
i termini più importanti e li traduce per farli diventare, strutturandoli, una variabile di input del modello. Così come succede per l'analisi andamentale, dove soprattutto noi di CRIF, come Cribis, abbiamo una particolare attenzione a tutto quello che è il mondo dei pagamenti, a tutto quello che è il mondo dei post, delle carte e quant'altro. La grande novità è rappresentata dai dati che provengono dal web, quindi tutti i dati qualitativi che compaiono su newsletter, news, pillole, commenti sui nostri siti Facebook, Twitter, piuttosto che le varie esposizioni che abbiamo nel mondo internet, vengono catturate anche da questo punto di vista e possibile strutturate per entrare nel modello con un'analisi che si chiama, con la sentiment analysis, che di fatto dà un valore anche a quella che può essere rappresentata come reputation dell'azienda. Ci sono dati sui settori che compaiono sempre più frequentemente. Una volta i dati comparivano una volta all'anno oppure una volta al mese, adesso i dati sono anche lì molto più freschi dal punto di vista del settore, quindi il posizionamento del modello sul settore è più facile. E ci sono anche nuovi benchmarking che insomma, non è detto che per forza c'è solo il settore a cui posizionarci, o il paese a cui posizionarci, ma anche diversi paesi. Fatemi fare un breve spot. Questo è quello che noi come Cribis già visualizziamo nella nostra nuovissima procedura che si chiama Cribis X, il nostro servizio, e quindi a partire solo dai dati di gestione dei pagamenti che vi dicevo prima, già noi lavoriamo un rating come Cribis, che è un rating che ha una valenza, diciamo, statica, cioè adesso, ma anche prospettica, e anche 3 indicatori che a colpo d'occhio, per chi poi è abituato a leggere queste informazioni, danno un'idea dell'affidabilità dell'azienda dal punto di vista dei pagamenti, quindi dal punto di vista della qualità dell'azienda in termini di pagamenti effettuati, ma pagamenti anche ricevuti. E quindi anche qui una possibilità di fallimento dell'azienda a 12 mesi, che in questo caso è nullo praticamente, e un calcolo del nostro algoritmo che è un figlio commerciale entro il quale stare credibilmente senza problemi rispetto a questa azienda. Un ragionamento un po' hard che volevo sottoporvi è il seguente, cioè i modelli che abbiamo visto in precedenza sono modelli che ormai sono testati negli anni, cioè siamo passati fatemi tornare a ieri, agli americani che all'inizio degli anni 60 cominciavano a valutare le aziende guardando i dati che provenivano dal bilancio, soprattutto in un'ottica di redditività, quindi soliti ROE, ROI, leverage e quant'altro, per poi dare un'interpretazione che allora non si chiamava neanche rating, ma era sostanzialmente una valutazione, a modelli che sono stati poi elaborati con delle statistiche che negli anni si sono confermate punto di riferimento per ogni tipo di analisi, non solo creditizia, ma anche di qualsiasi altro settore, per cui di fatto oggi abbiamo dei modelli che si può dire portano l'attendibilità del modello stesso rispetto alla previsione del fenomeno anche oltre l'80% di corretta valutazione, cioè della serie io lancio questo modello su questa azienda, se ho tutti i dati che mi servono, tutti i dati che in pancia storici mi sono stati certificati e sono entrati nel modello, dall'80% dei casi becco la previsione che l'azienda fallirà o meno e con che probabilità. La curiosità però è questa qua, che siamo a oltre l'80% di previsione della bontà del modello, ma qualcuno ci potrebbe spiegare come siamo arrivati ad avere anche 300 miliardi di sofferenze lorde in questo paese. Quindi se becchi all'81 il modello, il 91,8% abbiamo visto prima delle grandi banche valuta semplicemente con il rating che non sbaglia le imprese, le grandi banche ci potrebbero spiegare perché ci sono, in questo momento è un ragionamento da 1 anno fa, però c'erano 487 posizioni, vedete qua, che costavano al sistema quasi 19 miliardi di sofferenze di euro. Quindi anche questa è una riflessione, vedete come di fatto i piccoli affidamenti, quindi anche le piccole banche rappresentano molto poco, cioè un 20%, no? Fino a 125.000 euro, gli affidamenti che fanno esplodere il sistema vanno oltre il 40%, sono gli ultimi 3, quindi da 2 milioni e mezzo in più. Quindi 1 milione e mezzo è comunque un fido interessante dal punto di vista della struttura delle piccole e medie imprese in Italia.
Quindi che cosa conta davvero? Cioè, a parte la solita battuta che uno potrebbe fare relativamente alle conoscenze, alla qualità del management delle banche che abbiamo visto in questi anni sotto stress, ma diciamo non giudicati, a mio parere, a dovere dal punto di vista della giustizia. Sembra contare molto l'andamentale, cioè sembra contare molto come tu ti comporti rispetto al sistema, rispetto al modo in cui gestisci la tua azienda dal punto di vista dei pagamenti, dal punto di vista della gestione della liquidità, del credito. Sembra contare molto la relazione con la banca, cioè comunque l'avere anche segmentato le aziende con la possibilità di parlare one to one con un gestore ha facilitato soprattutto nelle piccole e medie realtà o con le piccole e medie aziende o le start-up che stanno crescendo sicuramente i rapporti con il mondo del credito. Una cosa che sta veramente saltando fuori è che sta diventando sempre molto più importante capire come faccio veramente business, come faccio i quattrini, come genero valore e come lo distribuisco questo valore. Quindi il mio modello di business tiene o non tiene, mi consente di crescere all'improvviso perché sono stato bravo, il mercato è con me e in questo momento riesco a sostenerlo, oppure poi crollo perché faccio il passo più lungo della gamba e quindi anche dal punto di vista creditizio mi danno fiducia, ma è il mio modello di business che non tiene. Quindi su queste cose noi come Cribis stiamo facendo molta formazione anche in termini di integrazione di questo modello di business con tutta quella che è la parte del business plan, che poi vedremo un attimo. Una cosa che conta sempre più, abbiamo visto anche dalla nostra esperienza liceo formativa, è che l'imprenditore deve essere comunque consapevole di queste dinamiche e quindi per essere consapevole di queste dinamiche deve fare formazione. Deve essere consapevole delle cose che può presidiare e controllare e delle cose che invece non può presidiare e controllare. Cioè non può presidiare sicuramente come analista dell'ufficio crediti, mi informano che sono scaduti 20 minuti, dell'ufficio crediti sta valutando il modello, però invece può valutare se pagare e come pagare l'azienda, i fornitori o i clienti. Un'altra cosa che vi dicevo prima legata al fatto della flessibilità del business model è proprio cercare di capire come rifocalizzare ad oggi il proprio modo di fare business, quindi tagliando rami secchi e ridefinendo un attimo quelle che sono le cose che non funzionano. Mentre noi facciamo tutto questo e stiamo andando verso il futuro, Basilea 3, quindi non più 2, ha cominciato ad introdurre un modo di ragionare delle banche che è sempre più prospettico rispetto al modo statico in cui si lavorava prima. Quindi potremmo imbatterci come imprenditori in tutta una serie di indicatori, tra cui questi sono i più rilevanti, che vengono definiti indicatori di bancabilità, dove la banca stessa nel processo di valutazione comincia già ad inserirli per valutare se in maniera prospettica, cioè in futuro, l'azienda con queste caratteristiche, più i quattrini che mi viene a chiedere avrà il flusso di cassa, che è la variabile più importante che si comincia a considerare, sufficiente per pagare i debiti e per crescere, oltre che pagare i debiti, perché devi anche crescere oltre che pagare i debiti. Quindi ci si può imbattere in un indicatore che è di SCR, quindi un indicatore che esprime quanto abbiamo in cassa per coprire il debito più gli interessi, cioè se l'abbiamo o non ce l'abbiamo. A partire anche da indicatori che come il VAM che si utilizza in 1000 settori, quindi tutto quanto fa project lo utilizziamo, esprime il valore attuale dei flussi di cassa operativi, e anche il TIR che invece è proprio una misura del ritorno effettivo del progetto, ma sempre nel tempo. Quindi non è più la foto solo del bilancio, non è più la foto solo della centrale rischi, che erano le uniche due cose che entravano ieri in un modello di rating, ma stanno cominciando a utilizzare queste cose qua. Addirittura alcune banche nelle loro PEF hanno delle simulazioni di questi indicatori a partire da una simulazione che fanno loro del bilancio o di diversi indicatori di bilancio che però non sono condivisi con l'imprenditore e nemmeno con chi segue il business dell'imprenditore, commercialista piuttosto che una società di consulenza. Per dirvi che
una delle richieste che già come imprenditori sappiamo fanno le banche è il business plan, ma per dirvi anche che, rispetto a quegli indicatori che vi ho fatto vedere prima, non è solo una questione di presentare di 2 fogli di Excel con dei numeri che sono una pianificazione finanziaria a 3 anni, che ovviamente va sempre su, cioè uno non assume mai se ha un negozio di mobili che gli apra l'IKEA davanti, cioè l'indice del financial planning che vediamo noi sono tutti positivi. Ma invece dentro servono tutta una serie di valutazioni del business plan, che è più un libro che non 3 pagine di Excel, che sono relative al piano di marketing che hai in mente di utilizzare, ai tuoi punti di forza e di debolezza, tutte cose che conosciamo che afferiscono al marketing, ma che però stanno entrando prepotentemente nella valutazione di come esprimere un business plan. Domani. Questa è la data più importante che ci aspetta da qua a 3 mesi, e cosa succede il 14 settembre? Il 14 settembre entra in vigore la PSD2, cioè le banche sono costrette, anzi sono invitate a rendere disponibili attraverso delle API, che sono sostanzialmente delle interfacce informatiche, agli sviluppatori, i dati relativi al singolo cliente che dà naturalmente la sua autorizzazione. Con questi dati, anche aggregati tra di loro, si ridefiniranno totalmente i modelli di rating. Quello che vi dicevo prima, oggi io lavoro con 5 banche, magari io do l'autorizzazione alle 5 banche ad aprire i miei dati verso loro stesse o un singolo soggetto, e quel singolo soggetto, ricalcolandomi il rating, prende in considerazione anche il mio comportamento nelle altre 4 banche, perché della sua ce l'era già. Stanno entrando quindi informazioni di altri conti correnti e non solo, di altre esposizioni che comunque avevamo già in centrale rischi, ma abbiamo visto anche dati relativi al consumo di energia che sui conti trovi, piuttosto che al volume di traffico telefonico, energia elettrica in generale, a quanto utilizzo a quanti dati passano sul sistema, quindi quanto opero veramente sulla rete e quanto è in business, e così via. Naturalmente tutta questa roba nel ridefinire modelli di rating ha bisogno di tecnologie nuove, e quindi abbiamo già visto il machine learning al lavoro, abbiamo già visto l'intelligenza artificiale al lavoro, e anche come modelli di rating sempre più stanno andando verso anche una logica legata più a un aspetto biologico della neuroscienza del rating. C'è un bellissimo libro che vi invito a leggere che si chiama Abundance. Questo cosa significa? Significa che dal 14 settembre avremo un'abbondanza di dati rispetto alla scarsità dell'avere il bilancio aggiornato ogni anno e la centrale rischio aggiornata a 2 mesi con cui fare i nostri ragionamenti. Un paradosso che ho sentito da un amico carissimo che ha fatto poco tempo fa un evento è che stiamo cominciando in una logica di 5G, che vedete sotto, ad affermare che velocità è un sinonimo di qualità, cioè una roba a cui noi siamo sempre stati abituati mentalmente, che velocità è sinonimo di cose fatte in fretta e quindi forse non qualitativamente migliore di le cose fatte lentamente, no? In questo caso invece, siccome il bisogno ce l'hai lì, la risposta la vuoi subito, e sapere se dare un quattrino o meno è più importante che non aspettare 2 mesi la pratica che gira per i vari uffici, i vari rating che vengono calcolati, in questo caso velocità potrebbe essere sinonimo di qualità. Quindi mi fa piacere condividere tutto, perché prima mi dai una risposta, prima capisco di che cosa devo morire. Chiudo. Grande invito agli imprenditori a prendere il controllo sulla gestione dei propri pagamenti, a supporto sia della liquidità aziendale, sia della valutazione che le aziende possono fare, sia anche della qualità del rating. Quindi capire come essere pagati puntualmente, selezionando la clientela con gli strumenti di oggi, vi facevo vedere prima il nostro strumento di Cribis, e anche impegnarsi per pagare puntualmente. Formazione, 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 e rimettere assolutamente in discussione il proprio business plan, perché in questo momento abbiamo visto che chi aveva un business plan, anche se piccolo, però scalabile e intelligente e studiato, quando ha avuto la fortuna di capire come andava il mercato, è esploso, e oggi è assolutamente un'azienda di successo. Questo all'assalto sono indicazioni che venivano date dalla Commissione europea nel 2005, per darvi un'idea. Quindi queste cose che vi sto dicendo, tra cui la gestione attiva del proprio rating attraverso i comportamenti che vi dicevo, cioè sulle cose che potete presidiare, presidiatelo. Una cosa che non è chiara, ma deve essere chiara per tutti, è che il rating ovviamente cambia, no? Non è che, ma l'ho detto, che sono
un B meno e tutta la vita sarà un B meno. Il rating cambia e quindi se non sapete qual è il vostro rating chiedetelo alla banca, perché così vi fate anche vedere che vi state occupando di queste cose e quindi siete consapevoli. Io ho finito qua. Per qualsiasi domanda poi avremo modo. Benissimo, la ringrazio per l'esposizione chiarissima che ha messo in luce però, diciamo, anche i rischi di non saper ben utilizzare questi rating e di non essere in qualche modo proattivi nella definizione del proprio rating, Certo. condividendo i dati, eccetera. Direi che a questo punto, visto che sono stati chiamati in causa ovviamente gli imprenditori come soggetti verso cui è rivolto il rating, lascerei la parola subito al dottor Bolla che ci presenta la sua diciamo, posizione come imprenditore e quindi come persona che sa e che ha utilizzato il tema del rating. Bene, buongiorno a tutti. Solo un secondo. Ecco qua. Vedete bene la presentazione? Benissimo, grazie. Bene. Allora, buongiorno e grazie per l'opportunità. La dottoressa Oliva aveva pensato a me per intervenire su questo argomento così importante. Come è stato detto in premessa, mi è stato chiesto di dare un taglio più operativo. Io non sono un esperto di rating, ma appunto un taglio operativo di un imprenditore che utilizza il rating. E quindi forse la prima domanda è chiedersi ma perché la dottoressa Oliva ha pensato al sottoscritto. Allora, fondamentalmente perché io sono qui con due vesti. La prima è quella di vicepresidente del Fondo Solidarietà Veneto, che è una bellissima realtà veneta esistente dalla fine degli anni 90, anzi dall'inizio degli anni 90 in realtà, e che è un fondo di previdenza complementare costituito dalle parti sociali che fa l'attività tipica di un fondo pensione, quindi lo possiamo definire un investitore istituzionale. La seconda, diciamo, anima con cui sono presente quest'oggi è quella di amministratore di Vivigas Energia. Vivigas Energia è una società che opera nel mercato liberalizzato dell'energia, noi vendiamo gas e energia elettrica, diciamo un po' a tutti, cioè dalla famiglia alla piccola e media impresa al grande energivoro. Perché Vivigas Energia può parlare di rating è perché dall'inizio dell'anno scorso noi abbiamo scelto di farci retare, come si suol dire, come si dice in slang, e quindi abbiamo un rating pubblico. E quindi posso portare l'esperienza dopo due anni, tra virgolette, di questa certificazione, di cosa sono state le motivazioni che mi avevano convinto a richiedere il rilascio del rating e poi ex post se queste motivazioni sono state poi hanno dato soddisfazione o meno e le avevo azzeccate. Partiamo quindi dal punto di vista dell'investitore istituzionale. Allora, chiaramente un fondo pensione fa un'attività tradizionale che è quella di gestire i risparmi degli aderenti sui mercati regolamentati. Questa è probabilmente la parte più scontata, nel senso che è evidente che sui mercati regolamentati il rating diventa un elemento fondamentale anche delle istruzioni che vengono date ai gestori su poter fare taluni investimenti o tal'altri. Quindi magari tipicamente sul mercato obbligazionario tu gestore devi investire un massimo tot percentuale di titoli obbligazionari di quel paese in aziende che hanno un rating superiore a. E questo è, penso, l'aspetto più tradizionale. Ma i fondi pensione oggi in tutto il mondo e anche in Italia hanno un'attività più innovativa che sono i cosiddetti investimenti alternativi, che sono investimenti in attivi non liquidi, quindi in attivi che non sono quotati ai mercati regolamentati. Quelli che più si avvicinano al mondo delle imprese sono il private equity e il private debt, per farvi un esempio. Ecco, in questo caso, qualitativamente, ecco, io ho scritto rating come opportunità per l'impresa e necessità per il fondo. Questo che cosa significa? È che fondamentalmente, dal punto di vista di un fondo pensione, un rating ci deve essere. Quindi, o in qualche modo viene fornito dall'impresa, o in qualche modo il fondo se lo deve creare, con analisi di bilancio, magari attraverso
l'esperto con cui si fa l'investimento, ma è evidente che quando deve produrre autonomamente un rating, l'azienda corre il rischio di scontare un rischio superiore, perché c'è meno accesso all'informazione e c'è anche una difficoltà di effettuare questa attività. Siccome abbiamo visto prima, no? Abbiamo visto gli strumenti di cui ha fatto cenno il dottor Zecchi, il TIR, il VAR, tutti questi strumenti per cui il rischio diventa di fatto anche algebricamente valore, è chiaro che l'azienda potrebbe trovarsi nel rischio di non avere accesso a fonti di finanziamento alternative alle stesse condizioni a cui avrebbe potuto accedere avendo un rating. L'altro aspetto che ho chiamato il futuro dietro l'angolo è che un altro trend all'interno degli investitori istituzionali, fondi pensione, è quello dei cosiddetti investimenti ESG, ossia investimenti che non guardano solo ai dati di bilancio, ma guardano anche a come l'azienda si comporta sui temi della sostenibilità, sui temi del sociale, quindi ad esempio parità di genere, o sui temi della governance, quindi capacità di gestire i rischi di un'azienda, ad avere una struttura di controllo adeguata. Questi strumenti, questo tipo di investimenti necessita di strumenti complessi, perché è chiaro che già è difficile monitorare i dati di bilancio, figuratevi queste attività più qualitative, ma è un dato di fatto che oggigiorno più di una ricerca dimostra come le aziende che sono attente a questi aspetti hanno una redditività di medio-lungo termine superiore. Perché? Perché gestiscono meglio i rischi e quindi sono meno soggetti a eventi catastrofici, diciamo così, anche reputazionali gravi che possono andare a incidere sul valore dell'azienda. Ecco perché quindi gli investitori istituzionali, soprattutto i fondi pensione, che per definizione hanno un orizzonte a medio-lungo termine, si stanno attrezzando per fare investimenti con queste caratteristiche e quindi ecco che cresce una domanda di un rating anche di questi aspetti ed ecco quindi che un'azienda che riesce anche a pensare di andare a avere una certificazione esterna su queste caratteristiche, a tendere può avere dei vantaggi. Finito l'aspetto dell'investitore, passiamo invece al punto di vista dell'impresa. Allora, si diceva perché Vivigas può parlare di rating, è perché dall'inizio dell'anno scorso noi abbiamo un rating pubblico A31 nella scala Cerved Rating Agency, che vorrebbe dire un livello di sicurezza investment grade. Perché ho sottolineato scala e perché ho sottolineato pubblico? Scala l'ha spiegato prima il dottor Zecchi, perché il rating poi alla fine si concretizza in un voto, tra virgolette, che sono queste sigle molto brevi a cui abbiamo ormai fatto l'abitudine, però il rating si distingue anche il rating pubblico e il rating privato. Rating privato è sostanzialmente un rating che viene richiesto dall'emittente a una società di rating, che viene rilasciato solo ad uso e consumo, diciamo, del richiedente e di qualche limitato fruitore esterno. Il rating pubblico, invece, che è stata la nostra scelta, diventa una specie di certificazione del bilancio, ossia viene data una certificazione, adesso non so esattamente come si chiami tecnicamente, scusatemi se uso la terminologia sbagliata, ma si ottiene questa valutazione e questa valutazione viene pubblicata, quindi diventa di pubblico dominio, ad esempio sul sito dell'emittente o anche sull'ente di regolazione di tutti i mercati azionari europei, che mi pare si chiami ESMA o una cosa del genere. Quindi fondamentalmente chi sa, diciamo, dell'esistenza di questi strumenti poi in ogni momento andare a monitorare nel tempo come si è comportata un'azienda dal punto di vista di sostenibilità finanziaria. E poi andremo magari a definire meglio cosa vuol dire questa sostenibilità finanziaria. Quali erano le opportunità che avevamo discusso internamente ex ante e devo dire confermate ex post, che ci avevano indotto a richiedere il rating? La prima è un tema di crescita del team manageriale. E qui, se volete, si può allargare a un discorso filosofico un po' più ampio di come si possono usare le certificazioni. E le certificazioni tutte, andando anche quelle del sistema gestione qualità. Cioè, uno le può vivere come un esame che arriva una volta all'anno, per cui si studia la notte prima,
ossia si preparano le carte all'ultimo minuto perché l'obiettivo è ottenere in qualche modo il pezzo di carta, oppure può utilizzare queste certificazioni nel tempo per migliorare l'attività della propria azienda. Ecco, devo dire che da questo punto di vista a consuntivo posso dire che questa azienda siamo cresciuti tutti dovendo affrontare anche questo ulteriore esame, tra virgolette. Ed è un esame di team, non è un esame di solo l'imprenditore, perché poi nell'ambito della visita chi viene a effettuare la valutazione vuole parlare con tutte le persone chiave dell'azienda. Quindi è anche una cosa da cui emerge la compattezza e la chiara o non chiara visione complessiva di dove un'azienda vuole andare. Il secondo punto è abituarsi a avere una disciplina finanziaria e l'abitudine alle valutazioni di mercato. Cioè, ho messo di mercato tra virgolette perché chiaramente non è come andare tutti i mesi in borsa ad affrontare gli analisti, però diciamo almeno una volta all'anno uno sa di dover affrontare in qualche modo un colloquio con un certificatore esterno che fa valutazioni simili sulla struttura finanziaria del bilancio, e questo ti obbliga, mano a mano che tu prendi le tue decisioni durante l'anno, a non pensare banalmente solo al conto economico fatturato EBITDA, ma anche a ma che cosa succede sul mio stato patrimoniale, quindi ha impatti sul circolante, non lo ha, posso gestirlo al meglio, è meglio che affronti subito anche il discorso finanziario. Per un certo senso diventa un allargamento delle priorità che uno si abitua ad avere in testa quando prende le decisioni. Terzo punto, entrambi i casi già verificati. In questo periodo io ho partecipato a un'operazione purtroppo non andata a buon fine, nel senso che non ho fatto l'acquisizione, però molto complessa e strutturata di acquisizione, con quei passi successivi che penso conosciate tutti: prima rilascio di offerta non vincolante, poi rilascio dell'offerta vincolante. E devo dire, il fatto di avere di essere arretati, quindi di avere un rating buono, ci ha aiutato a rendere credibile e sostenibile la nostra offerta, perché chi le riceve molto spesso si chiede ma avranno la finanza per farlo? Ecco, io questa fase l'ho passata anche grazie al fatto che ero dotato di rating. Il secondo aspetto, molto più pratico, invece questa era un'acquisizione molto piccola, ma di una piccola attività che era stata messa in vendita da un comune, quindi una procedura pubblica. Nell'ambito della procedura venivano assegnati dei punti a seconda del rating. Quindi in entrambi i casi esperienza concreta e vera aiuta nelle operazioni di crescita per linee esterne. Miglioramento delle condizioni commerciali di fornitura, perché evidentemente ti permette di negoziare condizioni, termini di pagamento e a volte anche condizioni commerciali migliori, perché tra virgolette il fornitore è più sereno dal fatto di sapere che l'azienda ha un rating. Una piccolissima parentesi: forse qualcuno di voi sa che nel settore energetico ci sono regole particolari di utilizzo del rating nei confronti di tutta l'attività regolata. Ecco, io devo dire, io quelle opportunità non le uso perché non ne ho bisogno, quindi quello che vi sto dicendo è qualcosa che si applica un po' a tutti i settori. Quindi questi miglioramenti delle condizioni commerciali nei confronti di fornitori del libero mercato, come potrebbero essere di qualsiasi settore. Maggiore trasparenza nelle negoziazioni delle condizioni di finanziamento bancario vuol dire fondamentalmente che, diceva prima il dottor Zecchi, una banca ha il suo rating e magari non te lo fa vedere, in realtà tu ti siedi al tavolo sapendo come ragiona, avendo avuto un rating esterno, quindi qualcuno che dall'esterno ti ha detto come si legge il tuo bilancio, quindi sei sicuramente più forte a dire ma perché pensate di peggiorare o magari chiedere un miglioramento delle condizioni bancarie. Devo dire che anche da questo punto di vista io ho esperienza positiva di correlazione tra costo dell'indebitamento e andamento del rating. Prima, diciamo, così come calcolato dalle banche, adesso con il rating pubblico. Cioè, mentre in un momento di peggioramento le condizioni sono aumentate, devo dire
maniera oggettiva che nel momento in cui invece il bilancio ha preso una posizione più solida e più sana, le condizioni sono migliorate. Quindi non è solo un andamento a salire, questa almeno è la mia esperienza. Vabbè, potenziale diversificazione delle fonti di finanziamento, io questo non l'ho fatto, però se vi collegate a quello che dicevo prima, dal punto di vista dell'investitore istituzionale, nel caso io volessi mettere un mini bond, so già di avere un asset in più, avendo già diciamo in portafoglio un rating. L'ultimo punto l'ho messo tra virgolette perché quella è un'attitudine mia personale, cioè, l'ho chiamata serenità dell'imprenditore, cioè fondamentalmente il fatto di avere un qualcuno esterno che ti valuta, io lo vivo bene, perché sono talmente tante le cose a cui pensare, cioè, il rischio dell'errore è sempre dietro l'angolo, e avere un qualcuno che in qualche modo magari ti allarga la visione, auspicabilmente riduce la probabilità di errore. Altra cosa importante, oltre al voto a 3-1, il rating nei confronti dell'azienda si concretizza anche in un fascicolo da cui uno può trarre punti di forza, punti di debolezza e anche il suo stato rispetto ai propri competitor. Concludo quindi sul processo e l'impatto sull'organizzazione aziendale, che forse mi sono fatto una domanda utile per chi non ha ancora preso questa decisione, cioè c'è da avere paura nel fatto di andare verso il rating. Allora, il processo molto rapidamente è quello che vedete nelle prime 2 righe. Un'azienda riceve una lista di informazioni da produrre, la società che mette il rating fa un'analisi, poi vengono in azienda e parlano con l'imprenditore, con le persone chiave, fanno una valutazione, c'è un confronto prima dell'emissione, poi viene pubblicato. È quello che vi ho detto, finisce sul sito della società emittente e finisce anche sul sito dell'ente di regolazione europea. Poi quello che succede è un monitoraggio, ossia se uno durante l'anno fa qualcosa di rilevante lo deve comunicare perché il rating potrebbe cambiare, e poi una revisione almeno annuale. Quindi poi una volta all'anno si ripete fondamentalmente lo stesso iter. È chiaro però, anche questo è stato già sottolineato dal dottor Zecchi, che rispetto alla certificazione di bilancio, una cosa che ho capito rispetto al rating è che ha un orientamento al futuro molto più importante, perché è l'opinione sulla capacità del soggetto di poter adempiere i propri obblighi finanziari nei 12 mesi successivi. Quindi il bilancio non basta, è fondamentale avere budget, dei piani pluriennali e dimostrare di avere una visione aziendale e una capacità di gestione dei rischi. Quindi, questo per concludere che il processo in sé non deve spaventare. È una cosa che inizia nel giro di 5-6, inizia e finisce nel giro di 5-6 settimane, e devo dire, ma il lavoro vero non è lì. Il lavoro è tutto prima, nel senso che è evidente che i budget, i piani pluriennali e capacità di gestione dei rischi, il fatto di avere una visione, condivisa con il proprio management è, a mio avviso, una condizione assolutamente necessaria per poter affrontare un rating pubblico, che è quello di cui in questo momento sto parlando. E qui, tra virgolette, ogni imprenditore deve autonomamente decidere se queste cose sono un costo inutile o sono invece un'opportunità fondamentale per gestire al meglio la propria azienda. E quindi vado alla conclusione, sperando di essere rimasto nei tempi, che il rating pubblico forse non è per tutti, perché è chiaro che questo set documentale a una certa organizzazione la ritengo necessaria, però diventa utile e fondamentale per le aziende che hanno l'ambizione di crescita. Quindi se uno vuole crescere, vuole migliorare, ambizioni di fare acquisizioni, ambizioni magari di andare un giorno sui mercati regolamentati, magari di un giorno di mettere mini bond, vale la pena che si doti di budget, piani pluriennali, formalizzati, e a quel punto, se ha fatto questo passo, l'esperienza di Vivigas nell'aver fatto quello ulteriore, che è quello di richiedere e ottenere un rating pubblico, ad oggi è sicuramente positiva. Grazie.
Benissimo, dottor Bolla, la ringrazio moltissimo e però tornerei esattamente su questa ultima riflessione. Il rating non è per tutti. Faccio la domanda a tutti e due. Questo non è per tutti, è legato alle dimensioni delle aziende? Oppure è legato proprio diciamo una propensione, a una caratteristica imprenditoriale dell'azienda, quindi di capacità di visione che secondo me sta nella piccola come sta nella grande. Qual è il vostro punto di vista? Anche le piccole possono fare un percorso di questo tipo? Vuole rispondere lei, dottor Zecchi? Sì, ma Dio, il focus nostro era sul il rating te lo do per forza se sono banca e solo con il rating ti posso valutare. Per questo me lo dice, mi vedete? Sì, questo me lo Sì, sì. dice Basilea 2. Quindi sì, è importante dotarsi di un rating, è importante più che altro per l'imprenditore avere la consapevolezza del proprio rating e di come all'interno di quel poco che può capire, perché la banca non glielo dice, no? È stato costruito il modello, lavorare perché questo modello migliori, cioè avere una centrale rischi che funziona bene, avere un business plan chiaro e credibile che fai vedere che stai seguendo, aiuta a avere un rating migliore. Quindi rating per tutti sì, ma a maggior ragione consapevolezza del che cosa vuol dire rating e di come usare il rating per tutta una serie di attività. Insomma. Dottor Bolla, lei cosa pensa di questa capacità anche delle più piccole di... No, io direi, magari rifarei, adesso perfettamente d'accordo con quanto ha detto il dottor Zecchi, magari apro una parentesi, no, su invece la mia esperienza più specifica che è il rating pubblico. E risponderei collegandomi a quella slide del dottor Zecchi che, se non ricordo male, diceva che l'85% delle aziende piccole e medie viene valutato sull'andamentale e ha suggerito, non l'ha detto, lo dico io, quindi me ne prendo tutta la responsabilità, anche perché l'attendibilità del bilancio viene considerata non fortissima. Certo. Allora, è chiaro che un imprenditore che si ritrova in quella caratteristica, perché dice il mio bilancio, tra virgolette, non è un qualcosa con cui io mi presento all'esterno, che analizzo in maniera trasparente, per spiegare in maniera trasparente la mia situazione, devo dire, indipendentemente dalla dimensione, che ha un atteggiamento del genere, sicuramente non ha le caratteristiche per andare verso il rating pubblico. Quindi, se invece uno è sopra una soglia critica che non so individuare, qui probabilmente è più l'esperto del settore che deve definire, poi c'è un ammontare di costi al di sotto del quale probabilmente la cosa diventa non efficiente, però è chiaro per la stragrande maggioranza delle aziende con ambizioni di crescita e che invece hanno nei piani di sviluppo, nei piani pluriennali, nel budget, in un bilancio trasparente, un qualcosa che ritengono loro fattore competitivo importante, una differenziazione di successo, io penso che per quelle aziende la strada sia assolutamente aperta, a prescindere dalla dimensione. Perché poi è chiaro che non c'è una correlazione fra trasparenza di bilancio e dimensione aziendale, per questo direi che abbiamo una casistica varissima che dimostra che si possono fare anche bilanci non trasparenti con grandi dimensioni, quindi il tema non è questo. Non è questo il tema. Allora, tornerei anche su un altro punto che avete toccato entrambi, che è il tema dei dati su cui vengono costruiti questi rating. Penso sempre di più, e qui insomma Cribis in questo sicuramente è un attore importante, sul fatto di avere comunque tutta una serie di dati che aiutano a costruire questi rating. Sono dati che non necessariamente è l'azienda che deve mettere a disposizione, perché ormai i dati sono veramente disponibili in diversi modi, in diverse fonti. Da questo punto di vista mi interessava capire dove si può far e come si può far comprendere all'azienda la necessità di diventare decisamente più proattivi nell'essere trasparenti, nel mettere a disposizione i dati, nel capire che il legame con chi poi fa il rating
può essere consolidato e può diventare sicuramente migliore quando è l'azienda stessa che diventa la fonte principale dei dati. Come aiutiamo le imprese a capire che il rating non è solo un obbligo, ma come abbiamo sentito in realtà è un'opportunità che fa crescere dal punto di vista di come ti valutano i tuoi partner, di come ti può valutare la pubblica amministrazione quando partecipi a delle gare. Ecco, come aiutare l'impresa a fare questo percorso e a capire che devono essere proattive nel presentare dei dati, nel mettere a disposizione dei documenti che vadano oltre il semplice bilancio. Vado io? Sì, grazie. E poi veramente dobbiamo chiudere, Sì. siamo quasi al limite del nostro tempo. Ma guardi, la considerazione che faccio sempre in questo periodo, da qualche anno, dall'avvento di Trump a questa parte, ma non perché Trump non è una questione politica, è che faranno sempre più la differenza le informazioni certificate. E quindi le informazioni emesse dalle persone che hanno titolo per emetterle. Quindi in un'epoca di fake news, anche quando guardate la vostra bacheca Facebook piuttosto che Twitter, già a occhio oggi capiamo se vi interessa approfondire perché avrà un senso chi ha pubblicato quella notizia o meno, no? Ecco, a parte le decine di migliaia di portali che Zuckerberg chiude ogni giorno. Ma detto questo, l'informazione certificata farà la differenza e quei pochi attori che in questo momento erogano informazioni certificate faranno anche la differenza rispetto ai tanti consulenti o società che comunque fanno fatica a raggiungere per un problema di dimensione un'offerta di informazioni di un certo tipo. E quindi si gioca lì, ecco, si gioca lì il futuro di queste cose, in un'ottica anche di costi tecnologici da affrontare per, oltre che generare, anche estrarre queste informazioni. Pensate solo tutto al mondo dell'IoT, oggi è impensabile che uno, anche solo 10 anni fa, avesse tutti i dati di una macchina automatica che sta costruendo una ruota, supponiamo. Quella macchina lì, in questo momento, se c'è un IoT dedicato, ti genera 1000 dati al secondo su come sta funzionando la macchina e quant'altro. Quindi l'interpretazione di questi dati deve essere fatta dalle persone che sono capaci e quindi costano, e anche da software che sono importanti e quindi costano, e quindi poi saranno certificati da chi è in grado di farlo. Insomma. Bene. Benissimo, allora io ringrazio entrambi per questo bel incontro, per la vostra partecipazione, ringrazio anche tutti gli ospiti che ci hanno seguito e sicuramente avremo occasione di vederci. Rimanete comunque collegati con la Fondazione Nord-Est, a presto con Cribis avremo l'occasione di ragionare proprio su quanto di cui si è parlato anche prima in termini di dati sui pagamenti, e quindi avremo nuovamente occasione di incontrarci. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Silvia, grazie Fondazione Nord-Est, grazie al dottor Bolla, grazie a tutti i partecipanti. Grazie a tutti. Arrivederci.